Sono passati 269 giorni dall'ultima partita allo stadio Luigi Failla. L'ultima gara è stata Supergiovane Castelbuono contro Villarosa, finita 3-0 per la Supergiovane Castelbuono. Era la penultima gara del girone B di promozione della stagione 2022-2023. Oggi è la prima gara ufficiale del nuovo Luigi Failla, nel nuovo impianto con il manto erboso di ultima generazione, ed è anche una gara dove la Supergiovane Castelbuono può scrivere la storia, perché con questa partita la Supergiovane Castelbuono andrà in finale di Coppa Italia Eccellenza fase regionale contro una tra Paternò e Modica, ma prima c'è da superare l'ostacolo Mazzara. Un saluto a tutti gli amici di Sportisili da Giuseppe La Russa, che è collegato con voi per farvi pregustare la prima gara del Failla, la prima gara ufficiale, ed è un pregio per me essere il primo commentatore di questo campo. Tanto stanno per entrare in campo le due squadre, molti cambi di formazione in tutte e due. Ricordiamo il Mazzara che è ancora in fase di costruzione. Dino Marino è arrivato proprio contro la Supergiovane Castelbuono qualche settimana fa, preso 3-0 con il Castelbuono, 5-0 con la Nissa e 7-0 con l'Atletico Palermo. Ma sicuramente una squadra che è rimaneggiata, molti juniores presenti, quindi sicuramente dal 7 gennaio vedremo un Mazzara diverso, quel Mazzara che ha fatto lo scorso anno quel campionato, piazzandosi settimo in classifica. Andiamo a vedere le formazioni iniziali. Cambia molto anche mister Bognanni in virtù dei diffidati. In porta man mano poi la difesa a 3 formata da Mazzola, Pennisi e Grandis. Centrocampo a 5 con Garofalo e Pappalardo, che sono i quinti di centrocampo. In mezzo troviamo Russo, Di Bartolo e Altieri. Tanto da ammirare, vediamo se le telecamere arrivano fin là. Inaugurazione di ci fai il capitano della Supergiovane Castelbuono oggi è Santino Pappalardo, castelbuonese di nascita e di fatto. E poi, come avevo detto, gli altri due attaccanti sono Guarnieri e Pardo. In panchina troviamo Fagone, Iantus, Torres, Calò, Belecco, e l'allenatore è Angelo Bognanni. Il Mazzara invece gioca con soli 11 giocatori. Ricordiamo che è una squadra in fase di costruzione. In porta troviamo Giacalone, poi Cassata, Marino, Novara, Amodeo, Ama, Citirco, Pizzolato, Boiang, Foglia e Benimegna. L'allenatore è Marino Leonardo, detto Dino. Sarà il Mazzara a battere il calcio d'inizio. Occhi puntati su questa gara, sicuramente per quello che questa gara può dare un nuovo inizio, forse per il Mazzara, ma una conferma dovrebbe essere quella per la Supergiovane Castelbuono, allenata da Angelo Bognanni, che vuole a tutti i costi portare questa squadra in finale dopo la grande prestazione di qualche settimana fa proprio a Mazzara, al Dino Vaccara, vinta per 3-0 dalla squadra di Bognanni. Tutto è pronto per l'inizio. L'arbitro di oggi è il signor Venuto di Messina, gli assistenti Conti e Castelletti. Conti di Enne, Castelletti di Caltanissetta.
una grande prestazione di qualche settimana fa a è iniziata sul giovane Castelbuono contro Mazzara, subito il tiro verso lo specchio della porta provato da Benivegna. Si deve ripetere il calcio d'inizio a quanto pare. Sì, forse non ha convinto il rimbalzo del pallone. E adesso si può partire. È iniziata sullo giovane Castelbuono contro Mazzara. Si ricorda che si parte dal 3-0 dell'andata. Subito un primo recupero di Altieri, anzi di Bartolo. Altieri adesso scambia con Pappalardo, che adesso può arrivare in zona cross. Mette il pallone per Di Bartolo a cercare Pappalardo, anzi lo ignora. Di Bartolo poi mette il pallone in mezzo, allontanato da Ama. Poi Altieri prova ad andare via. Da ammirare soprattutto il nuovo impianto della Super Giovane Castelbuono. Dopo 269 giorni la Super Giovane Castelbuono ritorna a giocare nella sua vera casa, che è stata da settembre, è stata Geraci Siculo. Le partite in casa le ha disputate lì. Si è allenata al San Giuliano di Finale. Naturalmente a tutti i due stati va il grande ringraziamento da parte della società per l'ospitalità che è stata ricevuta. Intanto man mano gira il pallone verso Mazzola. Grandis si ferma Grandis, va al lancio lungo a cercare Pardo, colpo di testa ad allontanare e quindi prova il Mazzara a andare via, ma qui c'è la grande chiusura da parte di Grandis su Cassata, finestra laterale per la Super Giovane Castelbuono. Cassata è un 2007, il più giovane di questa giornata. Russo alla per Mazzola, Pepennisi, Grandis, pallone per Russo, Mazzola, Russo, grande lancio da parte di Russo a cercare Pappalardo. Il primo controllo non è stato proprio dei migliori da parte di Santino Pappalardo, il pallone che si perde sul fondo, quindi Mazzara adesso sulla giornata però che riconquista la rimessa laterale con Pappalardo che andrà a mettere questo pallone presumibilmente dentro, il pallone per Pardo che prova a girarsi, va a cercare spazio. Pardo, l'ultimo tocco è di un giocatore del Mazzara e quindi ci sarà calcio d'angolo. Si tratta di Marino, di Foglia, classe 91. Parte Altieri, pallone dentro, l'1-0. Ha segnato Pardo, Giulio Pardo è il primo giocatore a segnare al Failla. Cambia subito il parziale a Luigi Failla con Giulio Pardo che stacca di testa, stacco imperioso, ed 1-0 Super Giovane Castelbuono. E quindi per il Mazzara adesso si fa più dura. Se per passare ci vogliono 4 gol. Tanto brutto controllo qui da parte di Novara. Ricordiamo che vale ancora la regola del gol in casa, gol subito in casa e gol subito in trasferta. Il giovane Castelbuono che all'andata ha vinto 3-0, quindi presumibilmente il Mazzara per passare il turno dovrebbe fare 4 gol alla compagine di mister Bognanni. Una nota diciamo positiva è quello che non si faranno i supplementari con questo parziale.
E adesso Mazzola, Di Bartolo, cercato Mazzola, giovane Castelbuono che riesce a gestire palla in maniera tranquilla. Adesso Russo ha perso un attimo il controllo. Si può naturalmente capire il campo, diciamo, e anche alle prime armi. Intanto Pardo prova ad andare via. Pardo, palo clamoroso il palo di Pardo. Super giovane Castelbuono ad un passo dal 2-0 e Pardo ad un passo dalla doppietta. Leopardo. Alla per Guarnieri, prova a girarsi. Prima partita titolare anche per Giovanni Guarnieri, anche lui castelbuonese di nascita. Palla per Altieri. Mazzola. Grandis. Alla cercare Garofalo in controtempo. Però attenzione, no, il pallone è rimasto in campo magicamente. Errore mio. Cassata. Va a giocarla adesso Novara. Cassata. Citirco. Palla per Ama. Scambio con Benivegna, anzi scusate, con Foglia. Poi la gioca Marino. Quindi di nuovo possesso dalla parte del Mazzara con Ama. Scambio adesso di Citirco con anzi non con Ama, con Benivegna. Attenzione, c'è però un errore in fase di impostazione, riesce a recuperare comunque Ama. Rimessa laterale per la super giovane Castelbuono, andrà a battere Pappalardo. E naturalmente si ricorda tutti gli auguri di un sereno e felice Natale e di un felice anno. Adesso Sportisili per le partite dell'eccellenza riprenderanno il 7 di gennaio. Super giovane Castelbuono sarà impegnata qui sempre alle 14:30 contro il Fulgatore. Chiusura da parte di Novara, laterale, un po' in controtempo lo scambio qui di Citirco, poi Benivegna, cambio con Poglia, poi Ama. Citirco, pallone in profondità, non c'è nessuno però a raccoglierlo e quindi Mario Mammano. Russo, Pardo prova a girarsi, il pallone verso Di Bartolo, poi Benivegna, il pallone per Boyang, alla recuperata Altieri, prova a passare la super giovane Castelbuono, adesso con questo fraseggio di Di Bartolo che prova ad andare verso Garofalo, intercetta Marino che manda il pallone in fallo laterale. Tanto anche una caratteristica è lo spostamento delle panchine dalla parte opposta rispetto alla nostra postazione. Quando il campo era in terra battuta, le panchine erano sotto la postazione, quindi magari anche si sentivano i mugugni da parte degli allenatori. Si poteva percepire anche chi entrava e chi no. Messa laterale per la Mazzara, andrà a battere Ama. Alla recuperata Altieri, Pennisi, Grandis, cercare Pappalardo,
Altieri, Grandis, pallone per Di Bartolo, controllo superlativo da parte di Russo perché il pallone di Di Bartolo non era per niente semplice. Pennisi, Russo, Altieri, Mazzola, Pennisi, Altieri, Grandis, Altieri, Pennisi, Mazzola, nessuna pressione da parte di quelli del Mazzara. Russo, scambio con Grandis. Qui lo scorso anno, il 21 di dicembre, sempre di mercoledì, la Super Giovane Castelbuono disputò i quarti di finale di Coppa Italia Promozione, vincendo 3-0 contro la Promenda. All'andata avevamo pareggiato 1-1, quindi ha passato il turno in semifinale, poi semifinali che si sono giocate ad aprile, fine campionato. Intanto prova qui ad andare via Benimegna sulla pressione da parte di Pardo. Colpo di testa. Il pallone per Citirco. Benimegna. E adesso Marino va in profondità a cercare Bojang. Pallone recuperato. Mazzola. È andato in pressione Pizzolato. Pressione però blanda da parte del giocatore del Mazzara. Diciamo che a parte Benimegna e Foglia, Mazzara ha schierato praticamente 9 under. Pallone allontanato. Grandis di testa, appoggia per man mano. Si continua a riempire lo stadio qui al Faile. Ricordiamo che la società ha indetto una giornata gratuita per tutti gli appassionati per festeggiare e anche l'entrata definitiva da parte della Super Giovane Castelbuono nel nuovo impianto. Il pallone dentro a cercare Guarnieri, poi si inserisce Garofalo, la parata da parte di Giacalone. Era buona qui l'idea, non si sono intesi Guarnieri e Garofalo. Guarnieri che aspettava palla, Garofalo invece è arrivato da dietro e ha confuso lo numero 11 della Super Giovane Castelbuono, Giovanni Guarnieri. Tanto prova ad andare qui Foglia, il pallone che non passa. Di Bartolo. Alla terra di Bartolo non c'è fallo però secondo l'arbitro. Pizzolato, pallone dietro, Foglia, Marino, questo Ama, Bojang, Marino, palla in profondità, cercare Pizzolato, controlla senza problemi man mano. E quindi Russo, Altieri, bello il pallone dentro di Altieri a cercare Pardo, buona la chiusura da parte di Benimegna. Altieri, fallo, calcio di punizione, il fallo commesso da Novara. Punizione per la Super Giovane Castelbuono, andrà a battere Altieri che contro il Castellammare domenica è andato vicino al gol del 3-0 su punizione. Altieri che proviene dalla Folgore Castelvetrano. Andrà a battere adesso questo calcio di punizione e molto probabilmente andrà in porta perché vedo in proiezione di tiro. Altieri va in porta, la parata da parte di
e senza problemi Giacalone. Adesso Benivegna, pallone per Foglia, cambio con Cassata, Foglia, Benivegna, prova ad andare via Marino con una giocata, il pallone poi perso e adesso c'è calcio di punizione per la sua giovane Castelbuono. Per il momento l'arbitro si mantiene vigile senza redarguire nessuno, c'è calcio di punizione per la sua giovane Castelbuono, andrà a battere nuovamente Altieri. Fischia l'arbitro, parte Altieri, la palla che passa, c'è comunque stata una deviazione da parte della barriera e quindi recupera senza problemi Giacalone. Benivegna, allora per Bociang, Marino, alla recuperata e quindi Altieri alla in profondità, non passa però questo pallone, questo flipper stava innescando un russo, quindi pallone proprio da cercare Pizzolato, c'è la buona copertura da parte di Mazzola e poi voleva uscire da parte di Mammano per consentire di abbracciare il pallone. Russo, Russo va a cercare in profondità Pappalardo che calcia il pallone sul fondo. Buona opportunità per Santino Pappalardo che aveva due opzioni, o continuare verso la porta oppure mettere il pallone a centro dove c'era Giulio Pardo. Né una né due, ha semplicemente calciato e il pallone si è perso sul fondo. La recuperata Altieri. Altieri mette questo pallone in mezzo, Pardo non gli riesce il controllo, il pallone sul fondo. Giulio Pardo ad un passo del raddoppio. Giacalone, Benivegna, scambio con Poglia, Benivegna deve evitare il calcio d'angolo, adesso prova ad andare via con un dribbling, riesce ad ottenere la rimessa laterale. Questa laterale che andrà a battere adesso Marino, colpo di testa, il pallone che si perde però ampiamente sul fondo. Siamo soltanto al 18esimo. Pardo in pressione, intanto di volta in volta andremo anche a Paternò a vedere la situazione della sfida tra la seconda forza del campionato e la terza forza del campionato. Modica che deve recuperare i punti che la separano da Paternò ed Enna. Da Enna e Paternò, attenzione, Guarnieri prova ad andare via, non c'è fallo secondo il direttore di gara, lascia giocare, poi Guarnieri prova a passare, Garofalo, Pennisi, palla per Pappalardo, adesso può centrarsi e mettere il cross. Pappalardo prova ad andare via, Pappalardo e la grande chiusura qui da parte di Cassata, messa laterale per la super giovane Castelbuono, andrà a battere adesso Pappalardo. L'iniziativa da parte di Santino Pappalardo prima,
è arrivato tempestivo però la chiusura da parte di Novara e poi il raddoppio anche da parte di Cassata. Russo, Grandis, il pallone dentro a cercare Guarnieri. Guarnieri prova a tenere il pallone in campo, ci riesce ed ottiene anche un calcio d'angolo. Andrà a battere Altieri dal calcio d'angolo. Palla verso Grandis che cicca il pallone di destro, non è il suo piede, palla che si perde sul fondo. Intanto Paternò avanti contro il Modica per 1-0, quindi di conseguenza sarebbero i catanesi ad affrontare i palermitani in finale. Pardo trova il guizzo, Pardo non riesce ad ottenere calcio d'angolo, il pallone che viene recuperato da Giacalone. Paternò quindi in vantaggio contro il Modica. Rete segnata da Maimone. Adesso il Mazzara prova ad impostare. Boyang. Russo. Di Bartolo. Russo. Altieri. Il pallone per Pappalardo. C'è tanto capo per Pappalardo che mette il pallone in mezzo. Non ci arriva Pardo. E neanche Guarnieri sul secondo palo. Grande palla di Santino Pappalardo. Invitante. Il cross basso in area di rigore. Giacalone si incaricherà del rinvio. Battere Giacalone, poi Benimegna va a girarsi qui fuori, il pallone pizzolato. Grandis, prova a passare Grandis, il pallone in calcio d'angolo, ottima quella chiusura da parte di Novara. E calcio d'angolo per la sua giovane Castelbuono. Parte Altieri, il pallone dentro di Altieri. Poi Russo rimette la sfera e colpo di testa e raddoppio da parte di Grandis, Laureano Grandis in posizione regolare, 2-0. Oggi ci sono pane e panelle! La frucineria, stai attento, beh, io sto sulla curva nord, biancatura, Dopo 23 minuti la super giovane Castelbuono ha trovato il raddoppio. Grandis lasciato completamente solo in area di rigore, non ha fallito. 2-0 per la squadra di Bognanni. Adesso aumenta naturalmente lo score per il Mazzara, perché per passare dovrà fare 5 reti. Diciamo che sembra più un'utopia. Boyang. Ora lo scambio pizze, prova ad andare Marino. Marino mette il pallone in mezzo, deviazione, calcio d'angolo. C'è l'angolo che verrà battuto da Foglia.
Parte lo spiovente, man mano, grande chiusura. Grande attenzione, il pallone per Guarnieri che prova a partire in campo aperto, la super giovane Castelbuono però che ha l'opportunità di fare male, adesso con Pardo se ne divide, Pardo passa, grande giocata da parte di Pardo si allunga il pallone e poi viene recuperato il pallone da Ama. Grande giocata da parte di Giulio Pardo che forse qui doveva fare un tocco in meno e sarebbe andato in porta. Grande palla in profondità a cercare Boyang. C'è Mazzola sulle sue tracce, Boyang passa lo stesso. Boyang potrebbe mettere il pallone in mezzo. La chiusura poi da parte di Pennisi che è arrivato in soccorso a Mazzola. Garofalo, il pallone in profondità, Benivegna. Poi Guarnieri, fallo, calcio di punizione. Siamo al 25esimo, 2-0 Super Giovane Castelbuono, le reti di Pardo e di Grandis, tutte e due su calcio d'angolo. Sulla seconda palla la Super Giovane Castelbuono, il secondo gol ha insistito e Grandis poi ha trovato il gol con il colpo di testa. Allora, per Guarnieri, Mazzara che diventa la vittima preferita da parte di Laureano Grandis, ha trovato 2 gol entrambi con i canarini. Detto, rimane a terra Boyang. A sincerarsi delle condizioni da parte di Boyang, che per il momento sembra non avere problemi. Intanto raddoppia anche il Paternò con il Modica. Grasso ha trovato il raddoppio, quindi si fa in salita la strada per il Modica che deve adesso trovare 2 gol. Con 2 gol passerebbe il turno Guarnieri, altrimenti sarà finale Castelbuono-Paternò. Garofalo, il pallone in profondità a cercare Pardo, colpo di testa da parte di Citirco, ma c'è la fuorigioco, calcio di punizione per il Mazzara. Benivegna, Ama, Boyang, si riesce a continuare per il vantaggio, attenzione, c'è Altieri, conclusione di Altieri, la palla che si perde sul fondo, opportunità per Altieri. Super Giovane Castelbuono padrona della gara fino a questo momento. Tanto rimane a terra ancora Boyang. Ricordiamo che il Mazzara non ha cambi. Chiesto naturalmente di sportività da parte del massaggiatore della Super Giovane Castelbuono, Salvatore Mineo, che si va a sincerare delle condizioni di Boyang, dando sicuramente un grande aiuto anche alla società ospite. Questo è il bello del calcio, oltre il tifo, l'agonismo, anche il fair play, il rispetto reciproco. Accetto, se non stacca i collegamenti, io ho il problema, io ho pagato, quindi. Hola! Benivegna. Bello, la mia presenza ho pagato, eccola qua, Lazio! Pennisi chiude in fallo laterale, rimessa per il Mazzara. Bello. Mio zio Benito, il presidente della Lazio, il Duce. Bello. Andrà a battere qui Marino. Foglia, Guarnieri deve appoggiare poi il pallone che però esce in fallo laterale, rimessa per il Mazzara.
Ama, là dentro, Pappalardo di testa, svetta, poi cassata, impressione però Altieri, sotto proprio la nostra postazione, Altieri, grande palla, profondità a cercare Pardo, Giacalone, ma che palla gli ha dato Altieri, Pappalardo, Altieri, alla per Di Bartolo, Di Bartolo, il servizio per Guarnieri, Guarnieri rientra, Guarnieri, pallone mezzo, Pardo, ci può arrivare, insiste la super giovane Castelbuono, il pallone per Garofalo, era buonissima l'idea qui per Guarnieri che non è riuscito però ad andare in porta, concludere. Quindi opportunità per la super giovane Castelbuono, Pappalardo, Grandis, Russo, Grandis, Di Bartolo, poi Pennisi, Russo, a girare palla la super giovane Castelbuono, Guarnieri, Russo, grande palla per Pardo, e adesso va via Pardo, la parata da parte di Giacalone. Queste palle pennellate da parte di Russo sono veramente pericolose per la difesa avversaria. Guarnieri, Boyang, difesa laterale per la super giovane Castelbuono. Veramente c'è tanto lavoro per mister Dino Marino, che è arrivato 2 settimane fa in una situazione a dir poco piacevole, trovando un ambiente demotivato, con la sua verve, con la sua passione per il calcio, a mio parere riuscirà a smuovere i cuori canarini, perché diciamo che in una situazione del genere pochi allenatori avrebbero accettato e dato il pallone dentro a cercare Pardo. La chiusura da parte di Giacalone. 32esimo. Benimegna. Per Ama c'è un errore però in fase di impostazione, c'è Altieri che ne può approfittare, Altieri per Pardo, calcia al lato, palla alta da parte di Pardo, errore in fase di impostazione da parte di Ama, un cambio gioco calcolato male da parte del terzino del Mazzara, la palla che si perde sul fondo con lo scambio di Altieri per Pardo, che non è riuscito a trovare il 3-0 e la doppietta personale soprattutto. Altieri, il pallone per Russo, Pappalardo, palla verso Russo, tocco da parte di Russo, poi riesce il Mazzara con Foglia, scambio, Russo si frappone tra Foglia e Novara, c'è rimessa laterale per il Mazzara. Adesso prova a salire Benivegna, questo pallone per Foglia, palla per Russo, poi arriva il servizio verso Pardo, c'è un errore, Pardo prova a saltare Giacalone, Pardo esterno della rete, si dispera Pardo, grande occasione perché qui c'era stato un errore in fase di stop da parte di Foglia. Pardo ne aveva approfittato, tanto qui l'arbitro richiama Marino e adesso arriva un giallo per il tecnico
del Mazzara, Dino Marino, Leonardo Marino, detto Dino. Lo scorso anno, ricordiamo, ha portato questo Mazzara settimo in classifica. La società storica, quello del Mazzara. È stata una proposta in estate di fare un club solo, poi invece tutto è naufragato. Il Mazzara Calcio ha continuato a mantenere il suo nome, invece l'altro Mazzara, però il Mazzara che si trova terzo in classifica, allenato da Manuele Domenicali, adesso è un nuovo allenatore Domenicali, ha cambiato denominazione in Mazzara 46 da Mazzarese. Intanto Pappalardo mette il pallone in mezzo, allontanato da Benivegna. Palla per Guarnieri, Pappalardo, il pallone dentro, Pardo, è sfortunato oggi Giulio Pardo, non riesce a trovare il 3-0 qui sul grande pallone da parte di Guarnieri. Un Pardo Day oggi per il fatto che ha trovato il primo gol in questo impianto. Ne avrebbe fatti di più qualora fosse stato più fortunato e anche più incisivo sotto porta. C'è sicuramente da ribadire che qualunque giocatore indossi questa maglia da sempre il 100%. Oggi la Super Giovane Castelbuono sta affrontando certo una squadra che non è nelle sue migliori condizioni, però tutti i giocatori in campo stanno dando prova di grande coraggio, di grande grinta, di grande verve. Mazzola, Pennisi, Grandis, va a salire Grandis per Altieri prova a girarsi, il pallone per Pappalardo, troppo corto, recupero da parte di Novara. Poi riparte il Mazzara, Novara, poi il pallone recuperato da Russo il tacco, c'è Guarnieri che si accentra, ma la conclusione fuori di niente, occasionissima per Guarnieri, anche lui oggi sfortunato le due opportunità avute. Occasione della Super Giovane Castelbuono, 38 minuti. Benivegna va al lancio lungo, colpo di testa da parte di Bartolo, ma si riparte, anzi no, c'è Grandis che recupera il pallone dentro per Guarnieri, posizione giudicata regolare dall'assistente. Guarnieri punta all'1 contro 1, Guarnieri adesso se la porta sul destro, l'ultimo tocco è il giocatore del Mazzara, c'è calcio d'angolo nell'atto di sistemarsi il pallone sul suo piede preferito. Guarnieri si è fatto rimontare dalla difesa canarina, c'è calcio d'angolo per la Super Giovane Castelbuono, andrà a battere Altieri, eccolo spiovente, il pallone dentro, adesso fuori Russo, la piazza alla che si perde in calcio d'angolo, dominio assoluto la squadra di Bognanni. E siamo soltanto al 39esimo. Ovviamente andremo a collegarci anche per il risultato di Paternò Modica. Parte il calciolangolo, il colpo di testa, un flipper che non favorisce però il giocatore della Super Giovane Castelbuono, il pallone si perde sul fondo.
Intanto clamoroso il Modica, ha rimontato 2 reti, quindi Paternò 2, Modica 2. In questo momento va in finale la squadra ragusana, clamoroso il Modica, ha rimontato 2 gol. Ovviamente può essere anche una falsità di parte di tutto campo, perché ricordiamo che i risultati li possono modificare chiunque, però sarebbe veramente una cosa clamorosa questa del Modica. Cioè significa che niente è ancora sicuro. Sicuramente la qualificazione della Super Giovane Castelbuono è già sicura, perché sembra impossibile che il Mazzara possa fare 5 gol. Intanto Altieri con un grande guizzo, il pallone che passa Guarnieri, poi Pardo prova a sistemarsela, Pardo cerca il compagno, il pallone allontanato però, e quindi riparte il Mazzara con la giocata qui da parte di Ama. C'è rimessa laterale però per il Mazzara. Russo, Pennisi, Grandis a cercare Altieri, Pappalardo potrebbe anche mettere questo pallone in mezzo e va vicinissimo all'autogol Benivegna per liberare. C'è calcio d'angolo per la Super Giovane Castelbuono, andrà a battere Altieri. 41 sul cronometro, 2-0 per la Super Giovane Castelbuono, che però avrebbe meritato un risultato più rotondo date le azioni create. Parte Altieri, il calcio d'angolo, il colpo di testa e poi la conclusione di Bartolo e la palla che finisce sul fondo. 42esimo. Intanto ritorna in vantaggio il Paternò. Partita veramente pazza al Comunale di Paternò. Partita veramente pazza. 3-2. In questo momento sarebbero i catanesi a qualificarsi, ma con un gol il Modica andrebbe in finale. Gratis. Altieri. Momento Altieri. Scambio con Russo. Pennisi, Di Bartolo. Cercare Garofalo. Russo, il pallone dentro a cercare Guarnieri, grande chiusura da parte di Benivegna, poi Boyang va addirittura la conclusione in porta, la parata da parte di Mario Mammano. Di Bartolo, anzi Mazzola, scusate, palla per Pennisi. 43esimo, non credo che il direttore di gara dia recupero, perché a parte il soccorso a Boyang non ci sono state grandi interruzioni. Garofalo, Pappalardo, poi Novara scambia con Foglia. Citirco, Benivegna, bello il pallone qui in profondità, la chiusura da parte di Mammano. Grandis, e finisce qui il primo tempo.
finisce con il risultato di 2-0 per la Super Giovane Castelbuono. Breve pausa e poi ritorniamo sempre qui con Sportisili. Adesso come di consueto ci sarà la nostra clip intervallo. È iniziata adesso Partinica Audace Empedoclina, non stracolma. Poi D'Amico a servire Longo, aggancia l'11, ancora Longo, può aprire da Panzeri, calcia Longo! È la prima conclusione seria del Partinica Audace, parte dai piedi di Daniel Longo. Tanto palla in mezzo per Pulizzi e poi Viscuso, D'Amico a 2 passi, la palla rimane sulla linea, clamoroso come non è riuscito a fare gol il Partinica Audace. Campo, l'Empedoclina quasi ne giova, ma poi Scrozzo deve verticalizzare subito, c'è tanti uomini liberi avanti il Partinica Audace. Panzeri porta palla con personalità, poi salta un uomo col tacco, ancora Panzeri, giocata illuminante e calcio di rigore per il Partinica Audace. Parte Angelo D'Amico, va col destro e sblocca il risultato. Angelo D'Amico, sono 2 in promozione ed è un gol fondamentale in una giornata difficile come questa, dove si faticava a sbloccare il risultato. Il Partinica Audace ci è riuscito. Poi Pulizzi apre bene il gioco da Longo, con un po' di difficoltà si salva l'Empedoclina, ma Cusumano tiene alti i suoi. Poi Panzeri lotta, Cusumano apre, Longo è libero, ancora Longo, va sul mancino, il miracolo di Pullara. Poi Viscuso ha liberato, ma il pallone è praticamente un assist per Longo, tiene giù la bandierina e guarda linee, e poi brutto fallo ai danni di Daniel Longo, cartellino giallo e poi rosso. Empedoclina in 10 uomini, poi rinvio sbagliato di Pullara e Longo lo grazia sul punto di battuta, chiama lo schema Longo, valle cross, ci arriva perfetto Pulizzi e poi la zampata doppia prima di Filì, poi di Viscuso, alzata la bandierina del guardalinee. Maranzano è solo libero di controllare porta palla il 3, va da Butera che tocca il suo primo pallone, prova a scambiare con D'Amico, buono il passaggio nello spazio per Longo, aggancia Scardina, può verticalizzare, ancora Scardina, sale, può andare all'1 contro 1, preferisce andare al cambio di gioco, Butera aggancia, col destro, palla fuori di niente, ad un passo dal secondo gol consecutivo Gabriele Butera. Tiro di rigore, Maranzano, Butera, apre quasi a memoria da Scardina, può puntare la porta il 20, si butta allo spazio Longo e arriva la risposta di Pullara, ancora vicino al 2-0 il Partinica Audace. Dopo che Maranzano è stato a terra, adesso può rientrare il 3, ma nel frattempo l'Empedoclina attacca, occhio a questo tiro molto molto pericoloso, va corto da Scrozzo Cascione e aveva servito Scardina. Viscuso viene dentro al campo il 5, si è mosso bene Butera, salta l'uomo Viscuso con grande personalità Alex Sanvito, alla fine allarga male il gioco, c'era Scardina ma Scrozzo occupa bene il campo, avanza Scrozzo, serie di dribbling, va col mancino, blocca Pullara che era posizionato male del Partinica Audace, ma tutto si trasforma in un lancio che quasi favorisce D'Amico, pressa forte Pullara che libera male, e alla Longo, zona tiro, Longo! E arriva il 2-0 di Daniel Longo, terzo gol in campionato per il numero 11 nero-verde. Sta per scoccare adesso il 90esimo. Ci dovrebbe essere il recupero adesso. Maranzano a cercare Butera. La palla passa e quasi arriva a Scardina. Poi Pullara anticipa Longo. Bravo ad anticipare l'avversario.
poi Viscuso, sempre con grande propensione offensiva, a cercare Butera, follia di Pullara, e allora Butera non ci arriva, il 19 del Partinico Audace. Occhio a questa palla in mezzo, la palla arriva dalle parti di Drago che con un tocco serve Scrozzo, c'è Butera in aria, Butera! Se l'è mangiato il 19 che vorrebbe distruggere la porta, applauditissimo dal pubblico del Favazza. Viscuso col petto, verticalizza immediatamente, Longo sembra in posizione regolare, non alza la bandierina del guardalinee, e allora Daniel Longo può pensare anche al tiro, vuole andare a cercare Scrozzo che col piazzato non riesce a calare il tris il Partinico Audace. Scrozzo, servito Longo che mette giù, insiste il 2005, la palla arriva a Scardina, dall'altra parte va col destro, ci voleva un compagno al secondo palo, ma su questo tiro finisce la partita. Manovra prolungata in relazione al Trem, ancora Scalavino. Calvaruso in mezzo, occasione! Parata del portiere dell'Isola, si fa sentire anche il Trem. Scalavino aspetta Molinaro che trova lo scarico per il Calvaruso largo. Calvaruso, cambio gioco. Cutrona, il tiro! Morrione, parata in due tempi. Sì, fortunato il rimpallo, prova a passare ma c'è Molinare ed è contropiede Trem. Scalavino, la allunga per Calvaruso. Palla in mezzo, intercetto, occasione importante per il Trem per andare. Calvaruso, aspetta il compagno, il tiro di Calvaruso. Possibile il palo. Bella partita, adesso ha pure smesso di piovere, quindi sarà un po' più facile poter seguire la partita. Calò, prova a puntare, Calò. La palla in mezzo sul secondo, Calvaruso. Aveva l'occasione tra le Isola. Prova a girarsi Pitarresi, contropiede Trem, può andare Runfolo. Calò come una furia sulla fascia. Prova il tiro Runfolo. Con difficoltà la controlla Cutrona. Calvaruso in mezzo a due, prova a passare palla in mezzo importante. Calò può girarsi all'indietro, Calvaruso e ha segnato il Trem. Grandissima la giocata del Trem. Molinaro, Cutrona, Calvaruso in mezzo a due, grande giocata. Calvaruso si ferma, sfrutta la Pozzangher al rimpallo. Ancora Calvaruso e poi Calò che può provare, esterno della rete però. Pitarresi, palla in mezzo, occasione, Cutrona può andare, Cutrona per il Trem, contropiede, Cutrona mette in mezzo, Calvaruso ancora, il controllo, il tiro, prende il palo Calvaruso. Intanto il giro palla dell'Isola, Catalano la può tenere lì, la gira per Catanese, Pitarresi, palla in mezzo, Catalano da pivot, il tiro, Quartararo, paratissimo coi piedi. Molinaro lungo linea per Calvaruso che può puntare. Calvaruso apre l'interno, parata di Morrione coi piedi. Morrione si è impegnato davvero tanto con quel tiro. Due bei portieri quest'oggi, davvero. Calcio d'angolo Trem, palla indietro, Molinaro trova il gol, Mario Molinaro, 2-0 Trem, e viene qui sotto e c'è una dedica speciale di Mario Molinaro. Occasione importante per allargare le maglie e sfruttare l'occasione anche per il Trem. Intanto palla lunga proprio così, Calvaruso porta libera, Calvaruso e trova il gol, quello che serve al Trem per mettere in ghiaccio la partita. Cristian Calvaruso va lì sotto ad abbracciare i compagni dalla tribuna, è l'unica occasione per poter provare un po' ad allargare le maglie e a creare occasione. Pitarresi trova il gol, infatti è proprio questo il gol dell'Isola, 3-1, risponde così l'Isola calcio a 5. Pressione del Trem di Grazia, poi Morena, sempre il numero 5 dell'Isola, cerca di impostare molto bene largo, Catalano, il tiro, gol, palo rete, 3-2, adesso la partita si riapre davvero. Morena, palla lunga, interessante per Arato può andare, partita davvero bella e complicata. Morena, attenzione Morena, trova il gol del pareggio, l'Isola 3-3, meritato, decisamente meritato questo pareggio.
in mezzo, va all'Isola, Pitarresi protegge. Ancora, attenzione, Maniscalco in aria, Maniscalco, Quartararo, e il gol! È il gol dell'Isola, e adesso è chiusa. Catanese. 3-3, Isola 4. Palla fuori, messa 3, deve essere battuta velocemente. Calvaruso, Cutrona, pressato da Arato, e finisce così. Rientrano in campo le due squadre a termine di un primo tempo che ha visto un dominio totale da parte della super giovane Castelbuono, che si è imposta per il momento per 2-0 con le reti di Pardo e di Grandis. La super giovane sicuramente avrebbe meritato di più per quello che ha fatto vedere in campo nella prima frazione. Squadra di mister Bognanni, che adesso ritornerà in campo con la consapevolezza che deve tenere per altri 45 minuti questo vantaggio. A mio parere non ci saranno, diciamo, problemi a mantenere questo vantaggio, anche avere un occhio su quale sarà la sfidante del girone B, perché abbiamo visto che il Paternò per il momento è in vantaggio di 3-2 contro il Modica. Si riscaldano i motori, il secondo tempo. Vedevo che il Mazzara non ha cambi, la sua giovane Castelbuono invece ha 5 giocatori in panchina, tra cui la new entry Calò. L'arbitro è entrato per il adesso in campo, mancano i guardaline. Vedremo. Entrano in campo. È iniziato il secondo tempo con il giovane Castelbuono scende in campo. Grandis, il pallone per Pappalardo per Guarnieri, cadere 3 ore di rigore, era passato Guarnieri, però il pallone finisce sul fondo. Altri 45 minuti da vivere su Sport Isili, l'attesa anche di scoprire Paternò Modica, quello che succederà in terra catanese, che determinerà anche la finalista. Vediamo che è da 2 anni che vince sempre la squadra del girone B, ha vinto il Ragusa. Sambosa, attenzione, il pallone passa, Giacalone, e poi il pallone allontanato, Giacalone blocca a terra. C'è calcio di punizione, Giacalone, Benivenga, Di Bartolo, Guarnieri, messa laterale, Pappalardo non riesce il controllo, messa laterale quindi per il Mazzara.
Palla verso Cassata, messa laterale. Adesso Di Bartolo, Garofalo, Pennisi. Può giostrare la palla Pennisi. Adesso Garofalo. 1 contro 1 di Garofalo. Trova il flipper Garofalo, non ci riesce e quindi riparte il Mazzara. Boyang. Adesso Foglia, Benivegna, Hama, il pallone recuperato da Garofalo che prova la giocata. Hama, Benivegna, Boyang, viene recuperato il pallone, c'è Russo che parte, palla verso Pardo, Altieri, Pappalardo. Non si intende con Giulio Pardo, quindi rimessa laterale. Anzi, direttamente rimessa dal fondo, adesso andrà a battere Giacalone. Benivegna, il pallone in profondità, colpo di testa da parte di Grandes. Giulio Pardo, conclusione! Va vicinissimo al 3-0 Pardo. Era sulla traiettoria Giacalone e la palla che si perde sul fondo. Mazzara che è arrivato in semifinale di Coppa battendo il Mazzara 46 con la regola del gol in trasferta, vinto 3-2 in trasferta e ha perso 1-0 in casa. Poi ha vinto contro il Furgatore vincendo 1-0 in casa. L'allenatore che era il tecnico della Juniores, Asaro, e poi ha perso 2-1 fuori casa, ma era già qualificata per in virtù del gol in trasferta. Con lo Sciacca invece ha vinto 1-0 in casa, l'allenatore era Salvatore Tedesco. Ha perso 1-0 a Sciacca, poi ha vinto ai calci di rigore e di conseguenza è arrivata poi in finale del proprio girone contro la super giovane Castelbuono. Grandis, Altieri, Grandis, Pennisi, Chiarofalo. Tanto si riscalda Belecco. Deve essere almeno lui o Calò forse. Sì, Calò. Riscalda Calò intanto, potrebbe fare il suo esordio con la maglia della super giovane Castelbuono. Grandis prova a passare. Pappalardo, Grandis. Prova ad andare Grandis, il pallone in mezzo, allontanato. Poi Altieri. Di Bartolo, brutto il fallo qui da parte di Boyang. Il doppio passo da parte di Bartolo, poi Boyang lo ha steso giù, l'arbitro per il momento non mette mano al taschino. C'è calcio di punizione per la sua giovane Castelbuono. Da battere Altieri, se calcio di punizione, potrebbe andare addirittura in porta da lì.
La battere Altieri, fischia l'arbitro. Altieri va in porta, palla alta. Ci prova Altieri che contro il Geraci era andato, contro il Castellammare era andato vicino con del 3-0. Benimegna. Palla per Boyang. Dentro il pallone per Pizzolato, si è rimessa. Mazzola, Pennisi. Tanto spazio sulla fascia per Grandis che adesso cerca Pappalardo, impressione Cassata. Pappalardo va via con una grande giocata, eludendo il pressing da parte di Cassata. Poi Guarnieri prova a far passare il pallone, ma non c'è nessuno alle sue spalle, quindi il pallone si perde in palo laterale. 53esimo, 2-0 Super Giovane Castelbuono. Le reti, ricordiamo, di Pardo e Grandis. Vediamo anche Mazzara in fase di costruzione. Sicuramente da gennaio vedremo i frutti da parte di mister Marino Guarnieri. Arriva anche il suo sigillo, Giovanni Guarnieri, per il 3-0 della Super Giovane Castelbuono. Il primo castelbuonese a segnare al Failla. La conclusione di destro da parte di Guarnieri. Grande gol. Giovanni Guarnieri. Irato continua a persistere 3-2 a Paternò. Giovanni Guarnieri 3-0, stesso risultato dell'andata. Un gran gol, non ha potuto nulla Giacalone, tra l'altro è un suo coetaneo, classe 2004. Pardo, Grandis e Guarnieri, la Super Giovane Castelbuono. Adesso prova ad imbossare Foglia. Pallone per Citirco. Cassata, Citirco. Foglia. Cassata. Anzi, scusate, Novara. Palla per Foglia. Novara. Si fa vedere in proiezione offensiva Cassata. Mazzara che prova a giocarla adesso con Cassata che prova ad andare via. A terra. Pappalardo. Grandis. Russo. Cercare Pappalardo. Russo. Pennisi. Russo. Grandis. Palla in profondità. Cambio la sua Giovane Castelbuono. Entra con la maglia numero 15 Calò, esordio per lui, classe 2003, ed esce Nino Garofalo. Tutto questo al 56esimo. Grandis.
Pennisi. E naturalmente la finale Garofalo lo andrà a disputare a casa sua, a Barcellona Pozzo di Gotto, nello stadio che l'ho visto trionfante con la sua Igea Virtus lo scorso anno. Russo fa vedere Altieri, grande giocata, grande personalità da parte di Altieri, che adesso dovrebbe scaricare oppure andare al tiro. Altieri adesso col tacco, la conclusione da parte di Di Bartolo, il pallone che si perde sul fondo. ...58 sul cronometro, 3-0 per Giovane Castelbuono. Io pallone toccato da Calò, rimessa laterale per il Mazzara però di Foglia, palla per Marino, il tocco di Boyang, buona opportunità per il Mazzara, Pizzolato deve andare a chiudere qui Pennisi, Pizzolato poi va dietro a cercare Marino, il pallone che passa verso Pizzolato ma in vantaggio Pennisi che lo chiude Calò. Pennisi, Guarnieri prova a passare, fallo di Guarnieri, calcio di punizione. Marino, Foglia, Benivegna, adesso Novara prova a salire, il pallone da cercare Boyang, quella che si vede sul fondo, man mano Grandis, Pennisi, cercare che Guarnieri, scarico per Calò, Altieri, Russo, Altieri, Di Bartolo, io parlavo sul Giovane Castelbuono, adesso tocca a Mazzola, Di Bartolo, Pennisi, Russo, scambio con Calo, Di Bartolo, Pennisi, Grandis, palla per Pennisi, Di Bartolo, Russo, Pennisi, palla per Pappalardo sulla fascia, c'è Grandis, contenimento, quello della Super Giovane Castelbuono, quindi pallone per Di Bartolo, Pennisi, se vedere Calo, Garofalo, anzi scusate, Grandis, Pappalardo, recuperata Altieri, Grandis, cercare Russo, Pennisi, Altieri, Pardo, Altieri, Russo, palla per Pennisi,
Russo, Di Bartolo, palla per Pennisi, Pennisi per Altieri, questo prova a portare palla, Russo, Altieri, Pennisi, sbaglia qui l'appoggio, però recupera subito il pallone, e quindi Di Bartolo, partita che si è un po' addormentata da alcuni minuti. Pennisi, Russo, Di Bartolo, Pennisi, Calò chiama palla da circa 10 minuti, Russo, Guizzo Russo, Azzara che ormai non vuole più subire gol e quindi si rintana nella propria area di rigore, quindi diventa difficile per la sua giovane Castelbuono cercare spazi e andare anche in proiezione offensiva. Mazzola, Pennisi, Mazzola, Russo, Grandis, veramente da apprezzare la cornice di pubblico che oggi ha seguito il giovane Castelbuono. Palla in profondità, Benimegna, il guizzo da parte di Benimegna che prova ad andare via, c'è un errore però da parte dello stesso difensore Pardo, viene rimpallato con il servizio, calcio di rigore per la sua giovane Castelbuono. Altieri si è conquistato il calcio di rigore e adesso con ogni probabilità lo andrà a battere, forse sarà Pardo, anzi no, allora viene dato ad Altieri. Calcio di rigore, impostazione malconcia, Santino Pappalardo andrà a battere il calcio di rigore. Pappalardo contro Giacalone, il capitano sta prendendo questo incarico. Fischia l'arbitro, batte Pappalardo, sbaglia il rigore. Sbagliato Pappalardo, 45esimo, non è stato calciato sicuramente in però naturalmente c'è anche da sottolineare il fatto che ormai la partita ha preso quest'andazzo, sicuramente per evitare di rendere sconfitta del Mazzara un po' più pesante. Pappalardo si è preso la responsabilità di andare agli 11 metri e calciare il pallone al lato. Calò, Di Bartolo, Guarnieri, Di Bartolo, Mazzola. Solamente vedere adesso questo manto erboso per alcuni sicuramente è un pregio, perché prima qui chi arrivava doveva stare attento se la sera prima
pioveva. Che se pioveva la sera prima e si formavano le cosiddette pozzanghere, il campo diventava ingiocabile. Giusto. Pennisi, Luciano Castelbuono che ha addormentato la gara, ma mancano ancora 22 minuti e mezzo al termine. E credo che vedere una gara così addormentata per 22 minuti e mezzo non sia, diciamo, una miglior cosa, però naturalmente c'è anche il rispetto verso l'avversario, aver concluso in tempo la pratica Calò, Pennisi, Altieri, Russo, era Russo, palla per Pennisi, scusa, per Pappalardo, di Grandis, Altieri, Pennisi, Guarnieri, si fa vedere, porta palla, rumoreggia quel pubblico perché vorrebbe la super giovane Castelbuono che giocasse veramente nelle sue migliorie, invece la squadra più sta un po' addormentando la gara anche per rispetto dell'avversario. Credo che così diventi veramente asfissiante, perché il pubblico la maggior parte sta abbandonando il fail e sicuramente non è una bella immagine, anche se la situazione, diciamo, è tranquilla. Russo, Mazzola, Pennisi, Russo, Grandis, Palardo, Altieri, Di Bartolo, Russo, cerca compagni, non li trova. 70 minuti nel corso del secondo tempo. Super giovane Castelbuono 2, 3, Mazzara 0. Ricordiamo le reti in successione. Pardo al secondo minuto, Grandis al 23esimo e Guarnieri al 54esimo. Guarnieri si allarga sulla fascia Calò, Pennisi, Mazzola, Altieri, Russo, riesce ad arrivare Pardo e finalmente il Mazzara recupera la palla. Che per una decina di minuti era stata completo possesso palla del Genere. Sbaglia l'appoggio qui Citirco, rimessa laterale per la super giovane Castelbuono. Pardo,
Grandis dietro, il pallone per man mano. Pennisi, Altieri, Grandis, Pardo. Intanto andiamo a vedere se a Paternò ci sono aggiornamenti. Raddoppia il Paternò 4-2, quindi con ogni probabilità non ci saranno più gli stravolgimenti di gara. Il Paternò ha trovato il 4-2 e quindi si profila una finale, scusate, tra una palermitana e una catanese. Calò, palla per Pennisi, Rousseau, Pardo. Guardiamo anche in successione le vittorie, parte la sua giovane Castelbuono per arrivare in finale di Coppa, in semifinale soprattutto per il momento. 0-3 a Geraci con le reti da parte di Torres, l'autogol di Ferrarese e il terzo colpo di Pennisi. 4-4 con il Geraci al ritorno con le reti della sua giovane Castelbuono, doppietta di Torres, gol di Grandis e gol anche di Giulio Pardo. Del Geraci invece Gonzalez, doppietta da parte di Iannotti e gol di Lopizzo in mezzo. Calò torna dietro sulla giovane Castelbuono, riconquista il possesso, c'è Russo, Altieri, Pardo, Altieri, poi la sua giovane Castelbuono ha ricevuto il Casteldaccia in Coppa, vincendo per 3-0 all'andata con le reti, la doppietta di Pardo e gol di Suarez, la prima gara da parte di Darling, Patricio Suarez Retamal, che ha trovato sia l'assist per Pardo e poi il gol personale. 0-0 poi al ritorno a Casteldaccia. Poi la partita che è stata più bella, più intensa, è stata quella contro l'Atletico Palermo, Athletic Club Palermo. 3-2 la sua giovane Castelbuono ha perso all'andata. L'Atletico Palermo avevano segnato inizialmente Graziano. La sua giovane Castelbuono aveva risposto con 2 gol con Garofalo e Torres. Poi Alessi e Manfred al ritorno, la super giovane Castelbuono con la regola del gol in trasferta. Ha vinto per 2-1 al gol iniziale di Mustacciolo. Hanno risposto la coppia argentina, Torres, Arenoso. Questo risultato ha portato la sua giovane Castelbuono a giocarsi la finale del proprio girone contro il Mazzara Calcio. 77esimo, 3-0 all'andata, le reti di Grandis, Franchelli e Belecco.
e per il momento terzo al ritorno. Reti di Pardo, Grandis e Guarnieri. Primo Castelbuonese a segnare sul nuovo manto erboso del Luigi Failla. Man mano, anche lui avrà un primato da oggi. Primo portiere sia Castelbuonese sia generale ad aver disputato una gara ufficiale contro nello stadio Luigi Failla, il nuovo impianto. Dobbiamo fare altre statistiche importanti. Anche per me questo è stato un primato aver commentato per primo insieme alla regia da parte di Sportisili, che ringrazio sempre, aver commentato quindi per primi questa grande sfida, la prima gara appunto al Failla. Tanto continua il giro palla della super giovane Castelbuono di Bartolo a Palardo. Mazzara non accenna neanche al pressing, perché diciamo che già i giocatori sono contati, sono 11 soltanto, e poi c'è la stanchezza anche, soprattutto la rabbia da parte di una società che è stata sfortunata sin dall'inizio, dovendo cambiare 3 allenatori. Con Tedesco diciamo che la situazione un po' si era un po' migliorata, però poi sono cominciati anche lì i problemi con delle sconfitte consecutive. Diciamo che poi la società l'ho sollevato dall'incarico richiamando Dino Marino, che conosce molto bene l'ambiente, conosce il girone, quindi diciamo una garanzia per il Mazzara. Ricordiamo che anche lui è mazzarese, quindi conosce l'ambiente, conosce il tutto. Molti hanno già abbandonato lo stadio Luigi Failla, che non sembra per niente, posso dire anche con un parere, una gara di semifinale d'eccellenza. Sembra più che altro un allenamento adesso. Mancano 10 minuti al termine. Per altri 10 minuti ci sarà sicuramente questo andazzo, anche perché non credo che nessuna delle due squadre vorrà attaccare. Ormai si aspetta soltanto il verdetto finale da parte del direttore di gara, il signor Venuto della sezione di Messina, e naturalmente si aspetta anche il triplice fischio da Paternò per vedere chi sarà la sfidante in finale. Per il momento la squadra di Raciti sta conducendo per 4-2. Pallone che viaggia adesso con Giacalone. Benivegna, Ama, Benivegna. Sono rimasti veramente poche persone al Luigi Failla, che poi è plausibile, anche perché la gente piace guardare lo spettacolo, lo sport, ma qui sicuramente la sua giovane Castelbuono, per rispetto del Mazzara, si è fermato. Neanche il Mazzara però quando riconquista palla cerca di andare in profondità, mai Benivegna, (82 minuti, mancano 8 al termine).
Foglia, Boyang, Benimegna, scambio con Marino e Benimegna. Ovviamente chi sta seguendo la gara solo da adesso, ricordiamo il parziale 3-0 per la Super Giovane Castelbuono, le reti da parte di dato qui il pallone è riconsegnato alla Super Giovane Castelbuono. Le reti, ricordiamo, di Pardo, Gandis e Guarnieri. Alleggia la Super Giovane Castelbuono adesso, Pennisi. Sembra veramente una partita da oratorio questa. Russo adesso riconsegna come ha fatto prima Foglia, riconsegna il pallone al Mazzara che adesso andrà ad impostare, ma saranno sicuramente dei passaggi. Sembra più un Torello quello che si sta vedendo in campo da parte di tutte le tre squadre, perché solamente la Super Giovane Castelbuono l'ha riconsegnato il pallone, ha dato qui il tiro che si perde sul fondo, il tiro da parte di Foglia. Naturalmente al ritorno il Mazzara avrà una squadra più consolidata con nuovi giovani, nuove leve, e sicuramente ci sarà una partita che i tifosi non abbandoneranno al 70°. Però naturalmente è la vita, se la vi. 84-41, mai sono veramente in pochi le persone che stanno ancora al Failla. Sembra più un allenamento con passaggi, anche se non c'è la pressione delle più grandi, addirittura al tiro. Sta diventando uno scempio questa gara, perché è pur vero che si deve rispettare l'avversario, ma anche l'avversario quando riconquista palla dovrebbe quantomeno contrattaccare, cercare di fare qualcosa. Invece si sta trasformando questa gara veramente in una partita normale, ma anche nelle partite normali c'è un contrattacco, c'è un qualcosa che ti permette di guardare le gare, di essere appassionato. Tanto continua invece il Paternò a vincere 4-2, quindi con ogni probabilità sarà il Paternò il prossimo avversario Super Giovane Castelbuono in Coppa. Barcellona Pozzo di Cotto il 20 gennaio 2024. Il lancio provato da Benivegna, la palla che viene recuperata da Mammano. Mancano 3 minuti e mezzo al termine, siamo sul parziale di 3-0 per la Super Giovane Castelbuono. Grandis, La data della finale. 20 gennaio, ricordiamo la finale tra Super Giovane Castelbuono e con ogni probabilità Paternò, da verificare naturalmente anche i risultati arrivati da tutto campo, che poche volte sono veritieri.
c'è ancora una considerazione, il fatto che la Super Giovane Castelbuono non avrà nessuno squalificato per la finale. Tanto Boyang addirittura dietro da man mano. Pappalardo. Di Bartolo con dietro cerca man mano. Palleggio, parte di man mano. Calò, non avevo mai assistito ad una gara del genere in 2 anni di carriera. Non è questo il calcio che dovrebbe essere fatto. Naturalmente questo Pardo ha ancora un'altra conclusione. Manca 1 minuto e mezzo al termine, poi sarà la fine di Super Giovane Castelbuono e Mazara. Stesso risultato dell'andata. Super Giovane Castelbuono che all'andata ha vinto 3-0 contro il Mazara. Ribadiamo le reti di Grandis, Franchelli e Belecco. Russo manda adesso il pallone in ballo laterale, praticamente Pardo dice non me ne frega niente del pallone. Manca l'ultimo minuto e poi sarà la fine di Castelbuono Mazara. Cassata, Giacalone. Ama, palla per Benivegna, adesso consegna il pallone a Guarnieri che glielo ridà, clamoroso. Ne ho viste tante di cose nella mia vita, ma sicuramente questo mi mancava. Intanto Benivegna va addirittura alla conclusione, palla che man mano controlla senza problemi, l'arbitro mette il fischietto in bocca. Finisce qua. La Super Giovane Castelbuono accede in finale vincendo per 3-0 contro il Mazara, stesso risultato dell'andata. La squadra di Bognanni è in finale, molto probabilmente con il Paternò. Guardiamo le reti del Paternò, Maimone, Grasso, Belluso e Asero. Del Modica invece la doppietta di Azzara, scusate. I giocatori vanno ad applaudire i propri tifosi e li hanno seguiti anche infrasettimanalmente. Io vi saluto, vi auguro buone feste e le buone feste anche per le augura tutto il team di Sportisili e vi diamo appuntamento al 7 gennaio dove la Super Giovane Castelbuono affronterà il Fulgatore per la prima giornata di andata. La Super Giovane Castelbuono ha concluso il girone d'andata con 24 punti e adesso dovrà difendere quel quarto posto in cui per il momento si trova, anche se la classifica è veramente corta. Un saluto da Giuseppe La Russa e buon Natale.